È iniziata oggi la quinta edizione del Coffee Show Latte Art, quindi vi aspettiamo anche domani, domenica 5 ottobre, dove ci sarà appunto la giornata dedicata al campionato di Latte Art, la selezione valida proprio per arrivare fino alla finale a Rimini, al SIGEP di Rimini. Saranno presenti i più bravi baristi provenienti da tutta Italia, tra cui avremo anche un barista siracusano, Giuseppe Fiorini, che l'anno scorso si è classificato al quarto posto alla finale del SIGEP di Rimini. E in questa kermesse del Coffee Show non si parlerà solo di caffè e di cappuccini decorati, ma anche di tante altre attività, attività che riguardano appunto il cake design, quindi contest dedicate alle preparazioni di torte. Ci sono anche delle vetrine tutte a tema sul caffè nel centro commerciale, e ci saranno anche degustazioni particolari di monorigini d'alta qualità di caffè, anche preparate con estrazioni di caffè particolari, quindi con estrazioni molto curate nel servizio. Poi ci saranno anche delle giornate dedicate al cooking chef, con i grandi chef stellati che prepareranno dei piatti dall'antipasto, primi e secondi e dessert, utilizzando i prodotti del territorio, integrando appunto anche l'ingrediente principale, il caffè. Ci sarà una zona dedicata all'inverdurata, e quindi ci sarà un tappeto preparato tutto con delle verdure tagliuzzate e integrate anche con dei chicchi di caffè crudi e tostati. Altri eventi che ci saranno sono appunto delle gare di flair bartending e tanto altro, quindi vi aspetto anche domani al centro commerciale per visitare, diciamo, questa kermesse tutta dedicata al mondo del caffè. Siamo a Siracusa per il quinto anno consecutivo con la selezione di Latte Art. Come Sky Italia noi siamo molto contenti di essere ospiti di Gaetano Bongiovanni, che organizza sempre con molta attenzione quella che è una delle selezioni di una delle più importanti discipline del campionati Sky, quella del Latte Art. Domani vedremo in gara molti ragazzi che provengono da tutte le parti d'Italia. Vengono appunto a Siracusa perché questo appuntamento è uno degli appuntamenti che ormai ha preso piede, ed è un modo anche di incontrarsi, perché Sky Italia è un'associazione ed è anche un modo per condividere tutti insieme da tutta parte del mondo. Principalmente stiamo parlando della Sky Italia, quindi i ragazzi di tutta Italia si ritrovano per condividere quello che è quest'amore per la diffusione della cultura del caffè. Quindi non solo ci sono queste selezioni che fanno parte del circuito delle gare, ma anche un modo per condividere e degustare un buon caffè.